Allora, l'accessibilità, quando si parla di accessibilità all'interno delle istituzioni culturali, dei musei, fino a 10 anni fa si pensava a delle pratiche per un gruppo ristretto di persone. In realtà adesso l'accessibilità è colonna portante delle istituzioni culturali, dove al centro viene messa la persona, dove ovviamente la cura, la valorizzazione, la fruizione del patrimonio culturale sono fondamentali, ma il benessere della persona che visita il museo, l'istituzione culturale, ha un ruolo di rilievo e quindi le relazioni tra le persone sono importanti. Ecco che quindi a fronte di un percorso di accessibilità che il Museo Canova di Possagno ha intrapreso, ha cercato di portare avanti tante pratiche per poter essere più vicini ad un pubblico sempre maggiore e quindi l'attenzione alle persone neurodivergenti, attenzione alle persone cieche, creando un percorso tattile adeguato per scoprire la tecnica di Antonio Canova attraverso i sensi. Organizziamo ad esempio visite guidate con interprete LIS, la lingua dei segni italiana, riconosciuta nel 2021, e accanto a questo ci occupiamo anche di accessibilità economica, perché anche questo è un tema sociale davvero molto importante. Ovviamente portiamo avanti tante attività ed eventi che cercano di accogliere, appunto, come dicevo prima, un numero di pubblico sempre più grande, quindi tanti eventi per le famiglie, per i bambini, ma anche per le scuole, per gli adulti. Il museo quindi diventa uno spazio di benessere che accoglie tutti.